abitando mezzo mondo e bevendomi un pascià. È il giardino del Delta del Po, la provincia di Rovigo. Chi la visita nutre gli occhi e l'anima di panorami mozzafiato dove la natura si esprime in tutta la sua potenza, sprigionando un caleidoscopio di colori di rara intensità. Calda e particolarmente intensa è anche la voce di Peppe Servillo, anima storica della piccola orchestra Avion Travel, chiamato a colorare con le sue note una delle notti polesane di quest'estate 2013. Il concerto, intitolato Il Quintetto dell'Amante Improvviso, richiama un vecchio brano della piccola orchestra e porta in scena un'inedita formazione. Io stasera proporrò un repertorio che coltivo da anni sia con la mia formazione storica di Avion Travel che con Javier Girotta e Natalio Mangalavite nella formazione del trio. Con loro stessi proporrò il repertorio di stasera e in aggiunta ci saranno Emanuele Smimmo alla batteria e Daniele Basitico al basso, ed è appunto, come dicevo, il repertorio che spazia dagli Avion Travel al trio, anche un repertorio in lingua, in una serata che è un po' un piccolo percorso tra le mie canzoni. Ad ospitare il concerto è non a caso uno splendido parco, quello di Villa Nani Mocenigo a Canda. L'evento si inserisce infatti all'interno di Tra Ville e Giardini, una delle manifestazioni di punta promosse all'interno del ricco calendario di Rete Eventi della provincia di Rovigo. Sarà un'estate intanto ricca di tantissimi appuntamenti che si snodano proprio in tutti i paesi e le città del Polesine, dal basso al medio, l'alto, in luoghi affascinanti, perché ad esempio Tra Ville e Giardini non sono eventi che si realizzano in teatri o in altri luoghi noti, ma in corti, davanti a delle chiese, in giardini, davanti a ville, e quindi il fascino di Tra Ville e Giardini è proprio questo: 18 appuntamenti per esempio che fanno conoscere alcuni aspetti, alcuni luoghi che magari per alcuni sono molto noti, tipo Villa Bado e Rafrata, per altri meno e che comunque sono meno praticati. Giunta quest'anno alla sua 14ª edizione, la rassegna Tra Ville e Giardini coniuga la volontà di riscoprire luoghi ricchi di storia e di valore architettonico e sociale ad una proposta artistica di altissima qualità. L'aspetto di queste case, di queste ville patrizie contraddistingue questa terra ed è sempre un piacere poter suonare in posti così. Il senso di Tra Ville e Giardini è appunto questo, di far conoscere il territorio non soltanto a chi può venire da fuori, quindi apprezzare quelle che sono le bellezze del nostro territorio, ma anche alla stessa nostra comunità che a volte non conosce, non sa di avere dei luoghi così belli e così nascosti, proprio perché molti sono anche privati, alcuni sono chiusi, alcuni come questo vengono aperti per l'occasione, quindi è un bel modo per mescolare le storie, mescolare le persone e anche lo spirito con cui invitiamo poi gli artisti. E infatti Tra Ville e Giardini non ha un filo conduttore unico, ma è un po' un caleidoscopio, un mosaico fatto da diverse persone, da diversi artisti, alcuni molto noti, altri emergenti, altri meno noti, ma che hanno tutti in comune questo senso di attraversare il mondo dell'arte in più direzioni. Non solo musica, il programma di Rete Eventi nel Rodigino offre appuntamenti davvero per tutti i gusti, dalla danza al teatro, dai reading di poesia al cabaret. La maggior parte degli eventi sono anche ad ingresso gratuito e questa è un'incentivazione a partecipare, però è anche un'occasione che offriamo ai cittadini di Rovigo, di Polesine, ma non solo, perché vengono anche molti affezionati da altre province, per trascorrere delle serate all'insegna della cultura, ma anche in compagnia e nello stesso tempo anche come turisti, perché cultura, turismo ed economia vanno a braccetto e sono una filiera inscindibile, è una filiera di sviluppo irrinunciabile per un territorio come il nostro, che è affascinante per i due fiumi, per la grande dorsale che è il Canal Bianco, il Fissero Tartaro Canal Bianco, e per i vari aspetti morfologici e geologici del nostro territorio.
E poi le mostre di pittura e fotografia, tra cui spicca una retrospettiva ospitata nella splendida cornice di Villa Badoer a Fratta Polesine, dedicata ad un grande maestro dello scatto in bianco e nero, Gianni Berengo Gardin, che ha messo a disposizione tutte le istantanee di un lungo reportage effettuato proprio in Polesine. Le foto riguardano l'anno 1971, in cui Gianni Berengo Gardin è venuto in Polesine per ritrarlo appunto con le sue fotografie. Sono delle foto documento che parlano della nostra terra da un punto di vista culturale e anche religioso, perché ci sono proprio delle scene anche di culto che ritraggono appunto delle persone ad esempio in processione. E comunque diciamo la grandezza del maestro è quella appunto come quella di Henri Cartier-Bresson, è quella di cogliere l'attimo nell'istantanea fotografica. La mostra, che rimarrà aperta fino al prossimo 29 settembre, racconta il passato di un territorio che in soli 40 anni ha veramente cambiato volto. A colpire, oltre alla descrizione dei vecchi mestieri, dei riti sacri, delle abitudini, sono soprattutto i luoghi. L'acqua, le risaie, i campi arati. Ci sono dei bellissimi mulini sull'Adige, ormai scomparsi, che sono proprio l'uniche testimonianze, potremmo dire, di quella cultura. La villa è aperta al pubblico giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30.